Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti. Io credo che un evento che ha la parola scarto come elemento distintivo non possa trovare che nella disuguaglianza, il tema della disuguaglianza, la sua più concreta e appropriata narrazione. Proveremo a fare questo oggi e prendo le parole di Tommaso Montanari dell'apertura di questo evento, quando ha detto: sembra che ci voglia uno sforzo enorme per riuscire a vedere ciò che ci sta sotto gli occhi, perché veramente i dati della disuguaglianza, proverò a dire alcuni numeri che mi hanno particolarmente impressionato, non sono tutti, ma sono realmente estremamente significativi. L'1% della popolazione mondiale possiede più del doppio della ricchezza del restante 99%. Metà della popolazione mondiale vive con meno di $6 al giorno. Oltre un terzo della ricchezza dei miliardari mondiali è ereditata. Nel 2023 per la prima volta la ricchezza ereditata ha superato quella attribuibile ad un'attività imprenditoriale. L'Italia in questo contesto non sta sicuramente meglio. È l'unica nazione OCSE in cui i salari dal 1990 al 2020 sono diminuiti del 3%. Oltre 2 milioni di famiglie italiane, quasi 6 milioni di cittadini, 1 su 10, vivono in condizioni di povertà assoluta. Povertà assoluta significa non essere in grado di assolvere ai bisogni primari. 71 miliardari italiani detengono 272 miliardi di ricchezza con i quali potrebbero lastricare di banconote da 10 euro il territorio di una città come Milano. 2/3 della ricchezza italiana, non un terzo come a livello mondiale, 2/3 è ereditata. Un lavoratore su 4 guadagna meno di quanto sarebbe stato a lui assicurato attraverso il reddito di cittadinanza, 780 euro al mese. Io credo che siano dati impressionanti, dati che non possono essere ignorati, dati dai quali non si può pensare di non costruire una risposta credibile per poterli fronteggiare, perché il tema dell'uguaglianza non deve essere visto unicamente come la necessità di un livellamento distributivo, ma come risposta all'esigenza di una profonda giustizia sociale. Le differenze materiali non sono solo numeri su una scala di reddito, ma si riflettono nella dignità e nell'autostima delle persone. Quando la ricchezza è nelle mani di pochi, chi ne è privo non solo vive peggio, ma diventa vulnerabile alle decisioni di coloro che detengono il potere economico e quello politico. In tutto questo l'uguaglianza non deve solo rimediare alla disparità del presente, ma deve garantire che il futuro sia sempre meno predestinato da un passato troppo spesso iniquo. La stessa idea di meritocrazia non può essere cieca davanti alle condizioni strutturali che nella vita influenzano il successo e l'insuccesso, facendo sì che gli svantaggiati non siano solo umiliati, ma addirittura colpevolizzati. L'uguaglianza non deve essere più solo un obiettivo, non deve essere più semplicemente la ricerca di un punto di partenza, ma deve essere un criterio che informa dinamicamente quelle che possono definirsi relazioni giuste. Questa prospettiva chiaramente non richiede di cancellare le differenze tra le persone, ma di eliminare quelle ingiustizie che deformano la dignità dei singoli. E la stessa idea che il mercato premia sempre i migliori non corrisponde di fatto alla realtà, ma si traduce in una forma di darwinismo sociale che giustifica il privilegio e colpevolizza la proprietà. Una società giusta non può essere vista come una società che redistribuisce semplicemente ricchezza dai più ricchi ai più poveri, ma una società che riconosce, valorizza ogni individuo come soggetto politico a pieno titolo. E neppure è alimentata l'invidia sociale. E per questo, come dicevo all'inizio, la mera redistribuzione del reddito non è di per sé sufficiente, ma va impostata una politica che riconosca come pari
l'altro creando spazi di partecipazione dove ogni voce possa essere ascoltata. In questa prospettiva credo che dobbiamo discutere di politiche sociali e di politiche fiscali e quindi credo che il focus debba concentrarsi sui temi come il salario minimo legale, sul tema del reddito di cittadinanza o assegno di inclusione o di qualsiasi forma di supporto alle fasce più deboli della popolazione. Dovremmo parlare forse anche di autonomia differenziata perché noi vogliamo un regionalismo solidale che non alimenti pericolosi divari a secondo del territorio di residenza. Ma dovremmo parlare anche della leva fiscale, quindi del tema della imposizione sui grandi patrimoni, il tema dell'imposta di successione, perché se 2/3 della ricchezza italiana proviene da eredità, forse anche il criterio del merito viene meno e l'Italia oggi è una sorta di paradiso fiscale nella comunità internazionale per quanto riguarda l'imposta di successione. Ma dovremo anche parlare di revisione del prelievo immobiliare su un catasto finalmente aggiornato e adeguato alla realtà dei tempi. Dovremo parlare di stabile organizzazione perché le tasse si pagano dove si generano i profitti e non dove conviene di più e forse anche a livello internazionale di minimum tax. Per non correre il rischio, come diceva Joseph Stiglitz, di passare da una persona un voto a $1 un voto, come si sta forse verificando, perché le tasse forse non sono una cosa bellissima, come diceva qualcuno, ma sono pur sempre il prezzo che noi paghiamo per la civiltà. E quindi di tutte queste cose discuteremo con i nostri ospiti, sono stati già presentati, ma lo ridico, Emilia Romano, presidente di Oxfam, e Riccardo Staglianò, giornalista di Repubblica. Comincerei con Emilia, alla quale chiederei il suo punto di vista su questi argomenti, non senza presentare prima Oxfam e tutto quello che fa e ha fatto nel tempo a favore di questo tema che riguarda la comunità internazionale e non solo quella italiana. Prego Emilia. Grazie e grazie al Festival per avermi dato questa opportunità, questa occasione, grazie a voi. Allora, io parto con una slide, non entrerò in tutti i dettagli, però penso sia un'unica slide di presentazione dell'organizzazione. Un'organizzazione internazionale che lavora da oltre 80 anni in tutto il mondo, come potete vedere dalla cartina, e si occupa di contrastare proprio le cause profonde della povertà e delle disuguaglianze e spiegherò anche poi a seguire perché facilmente dalla povertà e dall'aiuto che abbiamo iniziato a dare ormai molti anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale legata a una emergenza, una carestia in Grecia, ma come siamo andati avanti. Ora lavoriamo in 80 paesi con più, come potete vedere, con più di 2300 partner locali perché lavoriamo poi con le società civili locali nei paesi dove operiamo. E, come vedete, ripeto rapidamente questi dati, solo nell'ultimo anno abbiamo lavorato con più di 15 milioni di persone, in particolare donne e giovani e persone con disabilità, e anche in Italia, dove Oxfam opera da più di 40 anni e dal 2010 fa parte della Confederazione Internazionale Oxfam International. Allora, penso sia importante dire, visto l'argomento di cui parliamo, perché Oxfam si occupa di disuguaglianze. È una cosa diciamo che è venuta con il tempo, nel senso che Oxfam ormai da oltre 10 anni presenta un rapporto in occasione del World Economic Forum a Davos legato alle disuguaglianze. Ogni anno c'è una tematica e fra l'altro se vi interessa potrete andare sul nostro sito, ci sono tutti i vari rapporti, sono pieni di dati a cui non entreremo, molte cose le abbiamo già ascoltate. Ma per chi fosse interessato c'è veramente moltissimo da scoprire semplicemente vedendo i dati, vedendo quello che appunto, come abbiamo detto, che sta accadendo. E perché ci occupiamo di disuguaglianze? Perché, come vedete da questa slide, in realtà c'è stata una crescita del PIL, ma in realtà la povertà è cresciuta, anche qui qualche dato no? L'abbiamo sentito. E qual è il punto importante? Che però dobbiamo un po' sfatare, no? Abbiamo tantissime, diamo per scontate tantissime
tantissime questioni perché sono frasi che abbiamo sentito negli anni. La povertà non è inevitabile, non si è poveri diciamo per caso e neanche necessariamente per nascita, adesso poi arriveremo anche sulla questione eredità, è proprio una questione di opportunità, di politiche che si portano avanti nel paese, quindi sicuramente si può e si deve fare qualcosa, no? Non c'è un'inevitabilità in questo. Quindi qual è il problema? Che in realtà appunto come abbiamo detto il PIL cresce ma non viene ridistribuita questa povertà, questa scusate ricchezza, il contrario. Un esempio a cui noi teniamo molto è questo sul lavoro non pagato. Nel mondo ci sono il lavoro di cura, ci sono moltissime persone, in particolare donne e ragazze, che fanno questo lavoro e che chiaramente è un lavoro alla base del funzionamento di tutta la società, però non è riconosciuto né soprattutto retribuito e il valore stimato di questo lavoro supera i 10.800 miliardi di dollari l'anno. E questo naturalmente viene svolto dalle fasce più povere della popolazione perché le fasce più ricche questo lavoro lo pagano e quindi il punto è che invece questo è un lavoro totalmente sommerso che nessuno, diciamo, che nessuno vede ma che esiste e che ripeto è che non facilita invece il cambiamento di stato delle persone, non fa aumentare il loro reddito pur essendo un lavoro fondamentale per la società. Lo dico perché Oxfam questo è uno degli aspetti su cui lavora poi in tutto il mondo, quindi ecco anche come presentazione dell'associazione questo sicuramente è una cosa che ci contraddistingue. La parte a sinistra di questa slide, questo che vedete, questo disegnino, è il famoso, il cosiddetto trickle down, in italiano sgocciolamento, cioè che cosa negli ultimi 30-40 anni, che cosa si è sempre detto? Che tutte le politiche che erano legate per esempio alla riduzione delle tasse per i ricchi avrebbero portato quindi maggiori investimenti, avrebbero portato poi alla fine di questo sgocciolamento una certa ricchezza anche alla parte bassa della popolazione. Ecco, questo non è vero, ma non è vero non perché io non sono economista, non è vero non perché non sia tutte le teorie sono chiaramente accettabili, ma semplicemente perché sono passati 30 e 40 anni, si sono portate avanti queste politiche, ma questo non è accaduto e anzi, come vediamo poi nella slide seguente, in realtà il 50% più povero della ora questo è Italia, però qualche dato è stato già dato anche internazionalmente, sono assolutamente paralleli, quindi poi in questo caso, ripeto, nei nostri rapporti c'è anche tutta la parte internazionale, però volendo entrare un po' nella specifica italiana, il 50% più povero della popolazione, il reddito, come vedete, è calato moltissimo e contemporaneamente sia dell'1% più ricco che dello 0,1% più ricco, 0,1% più ricco, stiamo parlando di 50-60 mila persone, hanno invece alzato moltissimo il loro reddito. E quindi diciamo, questo meccanismo non funziona, è provato, è un'evidenza, è vero in tutto il mondo, è vero in tutti i paesi, ma è vero anche in Italia. Quindi che cos'altro va detto? Che noi qui abbiamo, nella slide prima abbiamo presentato il reddito, no? Però anche nella ricchezza che chiaramente include altre cose, il reddito è il reddito da lavoro e chiaramente non è la ricchezza complessiva e anzi in tutto il mondo, lo stesso in Italia, le persone più ricche riescono a spostare completamente il loro reddito da lavoro a reddito di patrimonio e i patrimoni, come sappiamo, non sono tassati allo stesso modo del reddito di lavoro. Si dice sempre, adesso il numero esatto non lo ricordo, mi potrà aiutare sicuramente anche Riccardo, ma che le tasse in Italia le pagano i lavoratori dipendenti e gli anziani con le pensioni, perché quindi diciamo non è esattamente il reddito di lavoro, ma comunque questo tipo di reddito. Ecco, invece la ricchezza effettivamente include, in particolare per i più ricchi, include tutto il reddito da patrimonio, che come vedremo non è tassato diciamo allo stesso modo. Questa slide ora al di là dei numeri vi fa vedere semplicemente le due linee che divergono, il sopra è il 10% della popolazione più ricca e il sotto è il 50% della popolazione più povera, quindi come vedete appunto i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri. Andiamo alla tassazione. Allora, come vi dicevo, come vedete, questa è
diciamo, è una slide che inserisce vari paesi, Stati Uniti, Olanda, Francia e Italia. L'Italia è quella rossa e l'Italia purtroppo è l'ultima in questo momento, se andate a vedere rispetto al crollo della tassazione media per le persone più ricche. Quelli sotto sono i percentili diciamo, di ricchezza, quindi il crollo, che è vero in tutti i paesi ma in Italia ancor più, è incredibile, nel senso che appunto la tassazione è molto più bassa per le persone più ricche che per tutto il resto della popolazione poi alla fine. C'è questa famosa frase detta da Warren Buffett, il miliardario, che in America che la sua tassazione in percentuale era più bassa di quella della sua segretaria, è la metà. Ed è esattamente quello la verità. Ed è vero ovunque, è vero in tutti i paesi, è vero in Italia. Quindi non è neanche una cosa semplicemente americana. Allora, cos'altro dire di questo? Appunto, è stata accennata questa questione che è molto importante perché se ne parla poco e invece penso che chiarisca molto bene di cosa stiamo parlando, perché l'importante non è ovviamente demonizzare la ricchezza o quello che sia, però capire di che cosa stiamo parlando. Allora, questo è quello che succede in Italia. E la curva sopra, questa curva nera, sono la quota di reddito nazionale che proviene da eredità e donazioni e come vedete è quasi raddoppiata, ok? Quindi va in alto, ma va molto in alto. L'altra quota invece, la curva azzurra, sono proprio le tasse che lo Stato raccoglie da queste fonti e sono rimasti irrilevanti perché il numero adesso non lo vedo da qui, non me lo ricordo, ma è 0,02, scusate, non lo vedo, forse lì lo vedete meglio, ma comunque è veramente molto bassa, non è proporzionale naturalmente alla curva sopra, però vi fa capire quello che è successo sempre nell'arco del tempo, cioè si sono abbassate e sono rimaste comunque a quel livello. Quindi diciamo le tasse che vengono pagate su eredità e donazioni, che sono raddoppiate nel tempo, in realtà sono rimaste incredibilmente basse. E cos'altro dire su questa questione dell'eredità? Anche qui è stato accennato, però veramente sono dati incredibili, cioè il punto è che diciamo, la ricchezza in Italia, e lo vedremo anche dopo una ricerca che abbiamo fatto, che cosa ne pensa la gente su questo, ma la ricchezza in Italia viene appunto ereditata dal 63% dei miliardari italiani, 63%. Quindi anche qui sfatare i luoghi comuni, anche il fatto che la ricchezza è dovuta a duro lavoro, investimenti e quello che sia, sì certo, assolutamente, però il 63% la eredita e quindi diciamo, non deve far nulla per averla, non è diciamo, un merito personale, quantomeno è un merito diciamo, familiare. E qui anche qui non si tratta di demonizzare o di dire che ci sia qualcosa di sbagliato in questo. Si tratta solo di chiarire, visti anche i numeri, che effettivamente, visto che nel nostro paese, così come in Europa, così come nel mondo, c'è bisogno, c'è una grande mancanza di fondi per tutta una serie di questioni che sono, diciamo, cose importanti per tutta la popolazione, inclusi i super ricchi, quindi questi fondi perché non trovarli da una fonte di questo genere che è stabile, che è naturalmente esistente e che può essere davvero utile. È proprio di ieri, mi sembra, la notizia che la Polonia, la presidenza polacca, ha presentato questa proposta sulla base di una simile proposta che era stata presentata al G20 l'anno scorso dal Brasile, proprio per la tassazione dei super ricchi. La Polonia la sta presentando anche in particolare, questo per dire quanto è fondamentale per la nostra vita di tutti i giorni, quindi non è semplicemente così una battaglia fatta tanto così per fare o di principio, ma proprio per ragionare sui finanziamenti che l'Unione Europea deve avere per una serie di questioni per le quali i soldi non ci sono o comunque non sono sufficienti. E la tassazione sui super ricchi, che può portare a diverse decine di miliardi, se non centinaia di miliardi, ripeto, fra l'altro come fonte stabile, potrebbe essere una parte importante di questo finanziamento per tutto ciò che dobbiamo fare e che vogliamo fare nei prossimi anni. Allora, un'altra cosa che
penso sia importante, richiederebbe, poi magari se qualcuno è interessato, insomma, con le domande ne possiamo parlare, la questione delle esternalità negative delle disuguaglianze. Ora non entro nei dettagli, ma quello che diciamo e che vogliamo dire è che effettivamente anche diciamo, questa che viene chiamata l'estrema ricchezza, e quindi che poi di conseguenza diciamo, ha anche questa estrema disuguaglianza, è un punto chiave per quello che è la nostra vita sociale, cioè le disuguaglianze portano diciamo, un attacco alla coesione sociale, portano anche se volete semplicemente una rabbia, diciamo, una difficoltà proprio ad affrontare anche le questioni più semplici, un allontanamento dalla politica o comunque dalla fiducia nello Stato e nelle istituzioni. Cioè le disuguaglianze sono un qualche cosa che mina proprio la nostra vita quotidiana, ma di ogni singolo cittadino, a partire da quelli che hanno proprio il problema nello specifico, quindi che sono poveri, ma tutti gli altri ne risentono, inclusi effettivamente gli extra ricchi. Quindi in questo è importante dire che non siamo soli, nel senso che oltre a quello che vi ho detto, quindi presidenza di turno polacca piuttosto che il G20, anche questi miliardari si sono riuniti insomma, noi siamo in contatto con un paio di associazioni che si occupano di questo. Una si chiama Patriotic Billionaires, che ha anche al suo interno degli italiani, e anche Tax Me Now. Sono iniziative di ultramiliardari che dicono tassateci, perché noi sappiamo che è giusto, sappiamo che questo migliorerebbe comunque la situazione sociale, appunto le disuguaglianze che abbiamo nei nostri paesi. Sono associazioni internazionali, ci tengo a dire. E l'altra cosa credo interessante da dire è che sono giovani, sono proprio questi giovani miliardari, persone che hanno ereditato e che effettivamente hanno avuto, se volete, ci sono anche interviste online, è divertente, interessante ascoltarle. Sono persone che hanno avuto anche la tentazione inizialmente di lasciare le famiglie, di non prendersi cura di questi patrimoni, perché è una responsabilità, perché è una scelta di vita che non necessariamente avrebbero voluto fare, no? Perché poi ognuno ha le proprie aspirazioni nella vita. Poi, diciamo, in maniera responsabile hanno capito che invece l'utilizzo di questi soldi che hanno, di questa ricchezza enorme che hanno, può essere fatto in una maniera giusta per tutta la società e, ripeto, positiva per tutti, inclusi loro, no? Che non vogliono vivere in un mondo in cui loro sono gli estremamente ricchi e poi c'è in contrapposizione, no? l'estrema povertà. Allora, questa diciamo, entreremo magari dopo, perché noi poi abbiamo tutta una serie di proposte, inclusa questa sulla tassazione dei ricchi. Abbiamo proprio una proposta specifica, quindi non stiamo parlando, la famosa parola patrimoniale tabù non la vogliamo neanche dire, ma è una questione proprio di tassazione degli ultra ricchi, quindi stiamo parlando di persone che hanno magari oltre i 5-6 milioni di euro di patrimonio. E lo zero, parliamo anche, ripeto, dello 0,1% della popolazione, quindi intorno ai 50-60 mila cittadini italiani. Oxfam non parla solo di questo, per questo ripeto è complesso entrare in tutti i nostri rapporti, ma c'è tutta una questione legata alla predistribuzione e alla ridistribuzione che viene, diciamo, gestione nei nostri paesi, insomma fatta dai governi, che è complessa, che possiamo eventualmente entrare un po' nel dettaglio, ma noi ovviamente siamo convinti che l'intervento non può essere semplicemente una tassazione degli ultra ricchi, è una sorta di manifesto, se volete, che però al suo interno racchiude una serie di proposte molto più specifiche e dettagliate su diversi aspetti. Però per concludere volevo parlare di questa, abbiamo fatto una ricerca con Demopolis, popolazione italiana, e vi ho portato solo 3 slide giusto per darvi un'idea, anche questa è molto più lunga, ci sono tutta una serie di questioni interessanti, ne ho scelte 3 che forse potrete trovare anche voi importanti. La domanda era: per migliorare l'equità del sistema fiscale servirebbe, e il 63% della popolazione dice un riequilibrio dell'attuale tassazione spostandola dal lavoro a redditi finanziari, profitti e grandi patrimoni. Quindi una grande percentuale degli italiani pensa questo. Chiaramente un 25% dice, se volete, la classica cosa che è pure comprensibile, ma un calo generalizzato delle tasse per tutti, e un non sa 12%. La seconda è su
sarebbe favorevole ad un'imposta europea sui grandi patrimoni che in Italia si applicherebbe solo allo 0,1% più ricco della popolazione, circa 50.000 persone con patrimoni superiori a 5,4 milioni di euro? Il 70% dice sì. No, il 21% non sa il 9%. Questa fra l'altro è un risultato che è venuto ugualmente, adesso il numero esatto non lo ricordo, ma comunque era oltre il 70% anche ai cittadini europei. È stata fatta una stessa inchiesta con tutti i cittadini europei e il numero era simile. Noi poi l'abbiamo rifatta lo scorso anno in Italia. E l'ultima, che è importante forse per inserire due temi importanti, le chiediamo una valutazione su una serie di affermazioni, quindi il verde è vero, il non sa è grigio e il rosso è falso. Tassare i grandi patrimoni può offrire risorse aggiuntive per finanziare politiche a sostegno della scuola, della sanità, dell'inclusione sociale e della transizione ecologica? Il 68% ritiene vera questa affermazione. La seconda chiede appunto se la tassazione dei grandi patrimoni aiuterebbe a rendere più equo il nostro sistema fiscale, il 56% è d'accordo. E prima di arrivare alla terza torno alla prima, qui si torna un po' su quella questione che dicevo, cioè è importante ragionare sull'uso di questa eventuale tassazione. Penso che sia un argomento che possiamo anche discutere insieme, perché il concetto è che poi questi soldi vengano spesi per esempio a sostegno della scuola piuttosto che della sanità, e queste sono proprio quelle politiche predistributive che secondo noi secondo molti, il nostro appello è stato firmato da oltre 150 economisti, quindi insomma al di là di Oxfam in sé comunque sono veramente considerazioni condivise da moltissima parte del mondo dell'economia, e quindi l'utilizzo nella scuola, nella sanità eccetera è importante, perché sarebbe una sorta di circolo positivo, perché l'investimento in queste aree naturalmente diminuirebbe le disuguaglianze e quindi in questo modo potrebbe riequilibrare il tutto. L'ultima importante rispetto all'uso anche qui della tassazione dice rischia di essere inutile perché lo Stato è inefficiente e sprecherebbe le risorse. Quindi ecco, il 50% questo lo pensano anche i milionari che sono d'accordo con questa proposta, perché naturalmente vorrebbero una garanzia che questi soldi non finirebbero semplicemente in un calderone, ma venissero utilizzati e chiaramente, molto evidentemente, proprio per la diminuzione delle disuguaglianze e per il miglioramento, diciamo, della nostra società. Ho finito. Grazie. Grazie Emilia del contributo. Io credo che avete capito che evidentemente la leva fiscale è l'elemento determinante per operare un contrasto credibile a questo fenomeno. Io credo che noi dobbiamo ragionare partendo da 3 punti. Qual è la realtà? Questa è la realtà, i dati ci dicono qual è la realtà. È una realtà desiderabile o è una realtà che merita di essere modificata per 1000 ragioni, sono state raccontate, l'inclusione sociale, la pericolosità, le tensioni che questa deriva. I rimedi. Allora io mi domando perché questo Paese, quando affronta una riforma fiscale, non discute di queste cose. Perché tutte le soluzioni sono possibili, è possibile l'imposizione sui grandi patrimoni, sono possibili tante cose, ma l'unica cosa che non è possibile è non discuterne, perché questo è un tema che abbiamo sotto gli occhi ed è un tema enorme. Poi ci potrà dire che non è giusto fare una scelta piuttosto che un'altra, le forze politiche si divideranno sulle soluzioni, ma qui non avviene questo, non vengono minimamente considerate. Qui si parla di concordato preventivo. Che cosa c'entra con questi problemi? E che soluzione a questi problemi potrebbe dare? Quindi forse dovremmo ragionare da questo punto di vista. Cito ancora una volta l'inchiesta di Oxfam, che vi consiglio vivamente di scaricare dal sito. Il titolo è bellissimo ed è un editoriale: povertà ingiusta, ricchezza immeritata. Io credo che questo sia qualcosa su cui dobbiamo tutti riflettere. A questo punto passo a Riccardo. Riccardo, peraltro, anche lui ha scritto un libro, e è giusto citarlo, Hanno vinto i ricchi. Questo libro lo trovate all'esterno, quindi liberamente acquistabile. A lui chiederei ovviamente il contributo su questo tema, ma gli chiederei di partire da un altro dato stupefacente che riguarda il nostro Paese.
l'unico paese OCSE in cui i salari reali dal 1990 al 2020 calano del 3%. Cioè, questa è una cosa, anche qui, si possono trovare tutte le soluzioni possibili, ma perché non se ne discute? Perché non si fa di questo l'elemento determinante del dibattito politico e della risposta nei termini in cui questo può e deve essere affrontato? Riccardo, prego. Allora, grazie per l'invito e grazie per stare in questo magnifico posto dove sono già stato qualche anno fa. Provo subito a rispondere a questa domanda. Prima mi riaggancio all'ultima parte del discorso di Emilia, cioè avete visto quel sondaggio, no? 70% di persone che sono favorevoli, diciamo, a una migliore redistribuzione prendendo ai ricchi per dare ai poveri. Cioè, in un momento in cui i politici hanno una fame disperata di misure popolari, quale può essere più popolare di questa? Cioè, gli unici che avrebbero diritto a dire qualcosa contro sono lo 0,1% di persone che stanno sopra il 5,4 milioni di euro netti di patrimonio di cui parla Oxfam. Cioè, vuol dire Viareggio, la città dove sono nato, 60.000 persone, contro 59 milioni e rotti di persone. Cioè, non ci dovrebbe essere partita. Allora, forse bisogna interrogarci in profondità del perché questa parola patrimoniale gode di una così cattiva reputazione. Evidentemente perché è stata raccontata molto male, perché se tu fai credere che questa tassa riguarda tutte le persone normali, beh, non passerà mai e si capisce perché. Invece spiegata bene, cioè spiegando che riguarda solo una frazione microscopica della popolazione, forse le cose cambierebbero, come dimostra quel sondaggio inequivoco, il 70%. Nessuna politica ha un tasso di popolarità così alto, quindi come dire, è il primo grande mistero di questa storia. Ma torniamo alla tua domanda. Allora, io mi sono imbattuto come tanti qualche anno fa in questa classifica che ho trovato leggendo il mio giornale, quindi da fonti aperte, come si dice. Insomma. Tutti l'avevano pubblicata quel grafichetto basato sui dati OCSE che vedeva Lituania più 276%, stiamo parlando di salari medi reali, come erano cambiati in 30 anni, Irlanda più 85%, Svezia più 60%, Germania più 35%, Francia più 31%, la Grecia che è il paese a cui ci piace confrontarci quando non vogliamo fare la figura degli ultimi della classe, più 30%, e poi c'erano tanti altri paesi, erano 22, tutti col segno più, alcuni abbondantemente più come quelli che vi ho raccontato, e in ultimo, l'unico col segno meno, eravamo noi. Allora, io mi aspettavo due cose. Uno, che i giornali, tutti i giornali, tematizzassero questo peculiare, disastroso record. No? Cioè, tematizzare vuol dire non che ci fai una notizia, ma che ci fai una campagna, cioè che il giorno dopo chiami due esperti che la commentano, chiami un grande intellettuale il terzo giorno che dice, racconta le sue umili origini, insomma. E due, soprattutto, mi aspettavo che la politica, diciamo, ci saltasse sopra, cioè volesse arrivare prima a capire perché era successo quello che era successo e poi possibilmente immaginare delle soluzioni perché non succedesse più. E nessuna delle due cose è successa, diciamo, né che il tema sia stato appunto cavalcato particolarmente dai media, né soprattutto che la politica, quando dico politica, cioè non mi immagino un argomento più bipartisan di questo, perché qui non stiamo parlando di destra e di sinistra, cioè che i salari degli italiani siano andati indietro invece di andare avanti è una roba che dovrebbe interessare tutto l'arco costituzionale, no? Cioè, ma chi è che tifa contro i salari italiani? No? Non si tratta neanche di destra e di sinistra. Appunto, cioè esiste, lo sapete tutti perfettamente, da sempre, diciamo così, una specie di promessa implicita fra generazioni, per cui quelli che vengono dopo stanno tendenzialmente meglio di quelli che sono venuti prima, no? Cioè, chiamato pure effetto ginestra, diciamo, dalla poesia di quel noto celebre ottimista che era Giacomo Leopardi, che però immaginava le magnifiche sorti progressive dell'umanità. Ecco, questa promessa in Italia è saltata, non funziona più, cioè l'effetto ginestra non c'è più e è certificata da quel dato OCSE. Bene, allora ho detto,
visto che non se ne sono occupati, diciamo, gli altri, provo a spiegarlo io, perché di fronte a un record così peculiare, insomma, uno si deve interrogare, perché non si può più dire, come si è spesso detto, e vabbè, ma c'è la crisi per tutti. No, questa è una spiegazione che non serve a niente, cioè pensare che vanno così le cose perché appunto vanno così per tutti. Tant'è che per gli altri non è andata così, cioè gli altri sono cresciuti, siamo decresciuti solo noi. Allora bisogna andare in fondo a questo mistero che non è così misterioso. E allora ho cominciato a elencare delle possibili cause, che sono tante ovviamente. Cioè, se ci fosse una spiegazione sarebbe facile, non ci sarebbe stato bisogno di un libro e sarebbe stato facile forse anche affrontare il tema. E invece le cause sono molte. Allora, adesso ne dirò alcune, diciamo così, per sintesi. Allora, una causa classica quando si parla di salari che non crescono è la produttività. Sapete tutti che cos'è la produttività? Semplificando, è la quantità di merci o di servizi che si producono in un'ora lavorata. Okay? Tipicamente la produttività aumenta con delle iniezioni di tecnologia o se qualcuno ha, diciamo così, il modo di inventarsi modi migliori di fare le cose. Okay? Allora, è vero che la produttività degli italiani, dei lavoratori italiani, è bassa rispetto ad altri paesi comparabili ed è cresciuta lentamente. Però è cresciuta sempre OCSE di circa lo 0,7% all'anno, che per 30 anni fa 23%. E allora qui si profila un secondo mistero. Questa 23% di ricchezza in più, che pure è successa in questi anni, senz'altro non è andata a finire nelle tasche dei lavoratori, i cui salari sono andati indietro del 3%, quindi c'è una differenza di 23 più 3, 26%. Dove sono spariti questi soldi, questa ricchezza in più? Bene, è sparita, è andata a finire nelle tasche degli imprenditori e non più dei lavoratori. E questa è un'altra rottura storica, diciamo, non banale, no? Perché esiste una specie di regola non scritta, un grande economista la chiamava fatti stilizzati, cioè cose scolpite, insomma, in qualche modo nella pietra, per cui i 2/3 della ricchezza, fatto 100 la ricchezza di un paese, i 2/3 vanno al lavoro e 1/3 al capitale. Bene, non più. Adesso, da qualche decennio, una parte maggiore va al capitale e una parte minore va ai lavoratori. E questo era il tema della produttività, ma anche con i limiti di questa spiegazione, perché appunto è cresciuta lentamente, ma è cresciuta ed è andata nelle tasche sbagliate, a mio modo di vedere, diciamo così. E poi bisogna chiederci perché comunque è cresciuta lentamente, perché i lavoratori italiani sono più pirla di tutti gli altri lavoratori europei? Sinceramente lo dubito, cioè nel senso, conoscendo gli italiani, conoscendo, come dire, viaggiando molto per lavoro, non direi affatto che i lavoratori italiani sono più scarsi degli altri. E allora anche qui cosa è successo? Bisogna spiegarci il perché di questa produttività bassa. E la spiegazione è abbastanza semplice, ovvero che il capitalismo italiano, come sapete perfettamente, è un capitalismo abbastanza singolare, cioè che si è, come dire, beato per tanti decenni dello slogan piccolo e bello, per giustificare il fatto che le nostre aziende sono generalmente piccole e medie, ma anche microimprese, in verità, cioè che hanno meno di 10 dipendenti. Bene, la verità è che era un formidabile alibi, cioè piccolo è piccolo, non è necessariamente bello. E se sei piccolo non c'hai senz'altro le risorse per fare un dipartimento di ricerca e sviluppo per migliorare la produttività, perché se siete in 3 in un'azienda non è che proprio metti uno a pensare, cioè tutti devono lavorare. E vabbè, questo è un altro motivo, diciamo, per, come dire, chiudere l'argomento grosso della produttività. Un altro argomento gigantesco, che ha un ruolo piuttosto grosso nel mio libricino, è quello dei diritti. Come dire, l'associazione può sembrare non immediatamente evidente, ma lo è. Cioè, negli ultimi 30 anni c'è stata un'azione di picconamento sistematico dei diritti dei lavoratori. Io faccio una cronologia sufficientemente breve, ma spero ragionata, in cui metto dei nomi e dei cognomi a chi ha fatto cosa. Perché anche questa è un'altra cosa
abbastanza imbarazzanti, devo dire, cioè buttarla un po' in caciara, come si dice a Roma, cioè dire ma tanto tutti hanno fatto le stesse cose, destra e sinistra. Non è vero, cioè ognuno ha fatto delle cose, sia destra che sinistra hanno sbagliato, dal mio modo di vedere, e dai risultati, diciamo così, sembrerebbero confermarlo, perché appunto i lavoratori stanno peggio di quanto stessero 30 anni fa, però ognuno ha fatto delle cose specifiche. Io in questa breve cronologia metto dei nomi e dei cognomi su chi ha fatto cosa. E allora, iniziando convenzionalmente nel 1997 con il famoso, famigerato pacchetto Treu, dal giurista che lo firmò, che aveva introdotto, per dire, una delle prime crepe al contratto, diciamo, pieno di lavoro come contratto standard degli italiani, alla legge Biagi del 2003, che aveva introdotto gli interinali, il job on call e tante altre forme di precarietà, al Maurizio Sacconi nel 2011, che aveva, diciamo così, reso negoziabili delle parti di contratto che altrimenti non sarebbero state, e così via, a Elsa Fornero, la regina dei voucher e adesso anche regina dei salotti televisivi, e così via, fino ad arrivare ovviamente al Jobs Act con Renzi, che fino a prova contraria era il segretario del Partito Democratico, quindi in teoria un esponente di sinistra, e la seconda versione, diciamo, di Poletti, che era lo stesso ministro con Renzi, che poi sotto Gentiloni è tornato sui suoi passi, perché aveva allargato in maniera un po' sconsiderata, diciamo così, la possibilità di fare dei contratti a tempo senza indicare neanche il motivo, la causa del perché si sceglieva un contratto a tempo invece di un contratto a tempo determinato. E fino ad arrivare ai giorni nostri, più o meno, con il reddito di cittadinanza, che è stato due cose contemporaneamente: un formidabile fiasco dal punto di vista delle politiche attive, cioè nel aiutare le persone a trovare lavoro, e un monumentale successo come misura di sostegno alla povertà. Cioè, ricordiamoci che senza il reddito di cittadinanza, durante il Covid, 1 milione di famiglie sarebbe stata per strada a battere la testa contro il muro. Questo non è successo. Infatti adesso c'era uno studio dell'Istat molto, molto recente che dimostrava una cosa abbastanza facile da intuire, ovvero che per la sottrazione del reddito di cittadinanza da parte del governo Meloni, una delle cose su cui Meloni, come dire, ha investito di più la sua energia iniziale, cioè togliere immediatamente il reddito di cittadinanza, e il risultato è che 850.000 famiglie, confermava l'Istat alcune settimane fa, sono più povere per quel singolo motivo, perché gli hanno tolto il reddito di cittadinanza. Sorpresa, sorpresa, chi avrebbe potuto mai dire una cosa del genere? E va bene, e questo non va bene affatto, ma insomma ci siamo capiti. Questo era il grande capitolo dei diritti erosi dei lavoratori, perché se siete lavoratori a chiamata, non è che potete fare una tiro alla fune col vostro datore di lavoro, cioè vi prendete quello che vi danno. Cioè, ci sono dei lavoratori in Italia che lavorano 1 ora al giorno. 1 ora al giorno. L'ho scoperto di recente, non ci credevo. Cioè, andando da Roma a Napoli su un treno Italo, parlando con una signora di quelle che fanno le pulizie sui treni, mi diceva che a Lecce altri suoi colleghi hanno dei contratti per 1 ora al giorno, che si struttura così: mezz'ora la mattina e mezz'ora al pomeriggio. Fanno le pulizie sui treni che arrivano tipo su un solo treno, però sono impegnati tutto il giorno, quindi non possono prendere un lavoro il pomeriggio, perché in teoria questa formula, mezz'ora la mattina e mezz'ora al pomeriggio, gli blocca integralmente la giornata. Di questo stiamo parlando, cioè questa è l'Italia in cui viviamo. Il terzo, parlerò soltanto di 4 argomenti, ce ne sono molti di più, ma non c'è tempo per farlo. Il terzo grande capitolo è il ruolo del sindacato. Un ruolo che è stato molto importante in passato, cioè avevamo un sindacato molto robusto, cioè noi in Italia, cioè nel momento in cui mio padre si laurea nel 1970, cioè io avevo 2 anni, sullo Statuto dei lavoratori, era la cosa nuova del momento, ok? In quel momento lì la CGIL era una roba proprio potentissima. E poi adesso non solo la CGIL, faccio l'esempio del sindacato più importante che abbiamo, insomma. Poi con gli anni, diciamo così, la
la fedeltà dei lavoratori nei confronti dei sindacati si è molto allentata, e per degli ottimi motivi. Cioè, non sto criticando quelli che non si sono più iscritti, ma insomma è un dato di fatto che i sindacati non sono più quello che erano una volta. E però non è così, quindi anche lì non credo che ci sia bisogno neanche di spiegarlo, insomma, da che parte stia io, diciamo così. È un titolo sufficientemente diretto, perché il suo titolo è Cronache da una lotta di classe, che è una citazione da Warren Buffett, che è lo stesso che ha citato Emilia, ma che è famoso anche per un'altra celebre frase in cui Warren Buffett, uno degli investitori, probabilmente l'investitore vivente più di successo nel mondo, è una delle persone più ricche del mondo, disse una volta: è vero, c'è una lotta di classe e l'abbiamo vinta noi, intendendo gli ultraricchi. Quindi il mio sottotitolo non si riferisce a una lotta di classe, diciamo, in atto, quella tradizionale dei poveri contro i ricchi, ma il contrario. Cioè c'è stata una lotta di classe, come ammette Buffett, dei ricchi contro i poveri, e l'hanno vinta, è di tutta evidenza. E quel numerino da cui abbiamo cominciato la nostra conversazione, cioè quel meno 3%, è lì a dimostrarlo. Però dicevo, i sindacati hanno avuto un ruolo importante, ce l'avranno forse anche in futuro, io me lo auguro. Senz'altro nel mondo in questo momento si vedono dei segnali di ripresa, di vigore dei sindacati. Allora, un paio di anni fa sono andato a Staten Island è il quartiere più brutto di New York, per intervistare un tipo abbastanza interessante. Si chiama Chris Smalls, è un ragazzone nero, molto bello, molto appariscente, che ha 3 anelli d'oro da una mano, 2 da un'altra, un catenone d'oro, diciamo, al collo. Lui voleva fare il cantante di hip hop nella vita e assomiglia, diciamo, a un cantante di hip hop. Però poi aveva messo incinta la sua compagna, molto molto giovani, e era andato a lavorare ad Amazon perché era una cosa così, diciamo, molto più facile da trovare. Siccome il tipo era sveglio, aveva fatto una breve carriera, una rapida carriera, fino a quando arriva il Covid, e lui, che era un po' diventato un capetto di una parte di un magazzino, gli dicono, succede che una persona si ammala di Covid, e lui lo riporta al suo manager. Il manager dice: facciamo finta di niente, se no tocca chiudere, come dire, perdiamo troppe giornate di lavoro. Allora lui non ci sta, così vuole, diciamo, il suo racconto, e lo licenziano, e da lì, dal giorno dopo, lui comincia a picchettare tutti i giorni davanti al magazzino Amazon dove lavorava. Insomma, per farla breve, lui riesce, senza nessuna conoscenza pregressa, non aveva nessuna esperienza di organizzare i lavoratori, era un ragazzo sveglio, ecco, quello è. E riesce in una cosa in cui per 30 anni i sindacati americani non erano riusciti a fare, ovvero portare portare il sindacato, un piccolo sindacato di sua invenzione che si chiama ALU, Amazon Labor Union, dentro un centro Amazon. Una roba senza precedenti, per dire che è possibile. E poi sono stato invece più di recente a Malmo, in Svezia, per raccontare un piccolo sciopero, come dire, a cui non si è dato abbastanza rilievo, altamente simbolico, che è quello dei meccanici di Tesla contro Musk. Per quale motivo? Perché Musk non voleva firmare, e anche qui non ci sorprendiamo, non voleva firmare i contratti nazionali di lavoro dei metalmeccanici. I meccanici della Tesla finalmente hanno scioperato, e questo sciopero va avanti da un anno. E quando hanno obiettato, alcuni giornalisti hanno obiettato ai dirigenti di questo sindacato, che è la FIOM svedese, si chiama IF Metall: non avete paura a fare la lotta contro l'uomo più ricco del mondo? Questo dirigente interpellato, in un momento un po' così, John Wayne, ha detto: noi abbiamo dei fondi, noi sindacato, per far durare questo sciopero 500 anni. Insomma, che è stato un bel momento, diciamo così, di western, diciamo così, sindacale, che mi ha dato un po' di speranza. Vado a chiudere il mio primo round con l'ultimo argomento. L'ultimo argomento, che interseca ovviamente quello di Emilia, è proprio quello fiscale. Cioè, nel mio libricino c'è molta passione, diciamo, per le tasse. Mi rendo conto che forse è l'argomento meno sexy dell'universo, le tasse, però è un argomento fondamentale, cioè proprio non si scappa, non se ne esce. E allora, intanto bisogna partire da un dato di fatto, che
a dispetto della nostra Costituzione, che ci piace tutti raccontare com'è bella la nostra nazione, com'è fantastica, però per poi fregarsene bellamente. Cioè, l'articolo 53 della nostra Costituzione dice che il sistema fiscale italiano è improntato a criteri di progressività. Parola apparentemente complessa, ma molto semplice. Come dire, è un afflato quasi non comunista, cristiano. Cioè, chi ha di più deve dare di più. Facile, no? Facile e anche bello. Peccato che non funziona più così. Ormai è ufficiale, diciamo così, che a dispetto di questa prescrizione costituzionale, la progressività esiste per i poveri, cioè per i contribuenti poveri, il sistema è proporzionale per il ceto medio e diventa francamente regressivo per i ricchi veri. Questo non lo dico io ovviamente, ma lo dice uno studio importante che meritava più celebrità, insomma. Io adesso contribuisco a citarlo tutte le volte, a dei ricercatori del Sant'Anna di Pisa e della Bicocca di Milano, che hanno calcolato che il 5% più ricco della popolazione italiana paga meno tasse di un professore del liceo, per intenderci. Per quale motivo? Non è misterioso neanche qui, non è tanto misterioso perché, come sapete, la ricchezza dei ricchi veri, stiamo parlando dei multimilionari, non viene più dallo stipendio. Lo stipendio è una cosa per me e per voi, è una roba più da benestanti. Cioè lo stipendio fa la differenza, come dire, nel campionato dei benestanti, non dei ricchi veri, degli ultraricchi. Perché gli ultraricchi sono tali perché hanno delle rendite, vuoi immobiliari o finanziarie, e come sa benissimo Claudio, ma probabilmente anche tutti voi, che pagate le tasse, mentre il lavoro è tassato per i benestanti con aliquote marginali fino al 43%, le rendite sono tassate, quelle immobiliari al 21% della cedolare secca e quelle finanziarie al 26% dei capital gains. Vuol dire che quando tu hai un sacco di azioni e le vendi e fai dei buon per te, delle plusvalenze, ci paghi il 26% delle tasse. Per questo motivo chi ha tante rendite ha un'aliquota più bassa di quelli che hanno soltanto un buon lavoro. E questo è scandaloso. Cioè, non c'è un singolo motivo perché questa roba abbia senso. Cioè, il sistema fiscale italiano è stato fatto giustamente, come dire, ai tempi con la logica, diciamo così, della generazione precedente, quando bastava avere un buon reddito per essere una persona che stava bene, cioè è stato pensato per il lavoro, per la ricchezza che veniva dal lavoro, ma adesso le grandi ricchezze non vengono più dal lavoro, e quindi bisogna ripensare anche al sistema fiscale. E qui mi fermo che sono andato anche troppo lungo. Grazie. Sì, grazie Riccardo. Gli argomenti sono tanti, come dire, il tema della cosiddetta patrimoniale andrebbe anche collegato sicuramente a una destinazione d'uso, perché il grande tema è che non vadano a finire, una volta che fai una scelta del genere, in una spesa pubblica che non sai e non vuoi ridurre, perché questo è il tema. Così come, permettimi, il tema della produttività è assolutamente vero che è cresciuta, ma è cresciuta un quinto della Francia e della Germania, e questo ha, come dire, spiegazioni più profonde. Lo stesso reddito di cittadinanza, devo dire che serviva per l'inclusione al lavoro, non ha incluso veramente nessuno. E la questione dei navigator sì, no, ma voglio dire, cioè, la produttività non è un quinto della Germania, ma è un terzo della Germania, che comunque secondo me è di più. Molto alto. Poi potremo confrontarci su questo. Come è assolutamente vero che la progressività la paga i redditi di lavoro, non i redditi di capitale. E poi diciamoci anche, in questo paese pagano le tasse soltanto i dipendenti e i pensionati, l'80% del gettito fiscale arriva da loro, ma sono anche l'85% dei contribuenti. Quindi forse affrontiamo sempre queste cose con un'ottica più ampia. Ma tutto questo ci dimostra l'importanza di discutere di tasse in maniera seria.
non di scappare dal problema. La soluzione non è ridurre da 4 a 3 le aliquote, non è questa, non è trovare un espediente per sopravvivere i prossimi 2 anni, è avere una visione globale dei problemi che abbiamo davanti e affrontarli con un'ottica che tenga conto di tutte le questioni. Abbiamo poco tempo, io vi chiederei magari veramente un flash su un argomento che non abbiamo marginalmente citato, ma secondo me è importante, quello del salario minimo. Cioè a me pare che questo sia un dibattito che non si vuole fare in questo Paese e se si fa in modalità che poi alla fine, come dire, io vorrei che il povero ragazzo di colore che raccoglie i pomodori lo faccia con una dignità di retribuzione che gli permetta di sopravvivere. Siccome tutte le proposte che girano alla fin fine mi sembra che lo escludano, io vorrei che si facesse un discorso serio su questo. Magari un giro di un paio di minuti, perché poi giustamente vorrei lasciare lo spazio alle domande. Prima Emilia e poi Riccardo, se anche loro ci danno un contributo sul tema del salario minimo. Allora, sul salario minimo diciamo che è semplice, nel senso che Oxfam in quel rapporto che hai citato prima appoggia decisamente la questione del salario minimo, oltretutto siamo indietro rispetto a molti altri paesi europei, quindi per noi è evidentemente una misura da portare a casa nel più breve tempo possibile. Volevo aggiungere in realtà anche un'altra cosa rispetto a questo che abbiamo detto prima. E quindi in particolare che anche per la crescita delle imprese e di tutto, un po' l'ho accennato prima, però penso sia davvero importante, cioè un paese in cui funzioni bene l'educazione, in cui funzionino bene i servizi, in cui funzioni la sanità, in cui funzionino le infrastrutture, quindi tutto quello che è comunque a supporto della gestione di un'impresa, è fondamentale. Quindi questa questione di cui stiamo parlando, cioè per esempio l'utilizzo di questi fondi per alcuni servizi fondamentali della società, anche lì è un circolo positivo in cui evidentemente un paese che funziona meglio da quel punto di vista in realtà favorirebbe anche la produttività, la crescita della produttività, gli investimenti eccetera. Quindi è proprio una cosa che non ha senso, cioè moltissimi si chiedono, anche economisti, perché non si fa? Perché questo è davvero un mistero, nel senso le altre cose nel libro anche di Riccardo, insomma molte cose sono spiegate nel dettaglio, però non è davvero chiaro questo, è un po' una sorta di idea, di tabù complessivo che non viene, e la stessa cosa il salario minimo, perché il salario minimo è simile, cioè il salario minimo in realtà aiuterebbe tutto il meccanismo della crescita del paese, è evidente, e quindi perché non si fa? In realtà non si capisce, nel senso che è semplicemente forse anche lì perché è un tabù, non si sa, culturale, politico, è veramente, veramente difficile da capire, è che spessissimo noi cerchiamo di ridurre le questioni complesse in una frase, non so come dire, ed è questo il punto che poi abbiamo anche accennato prima, che penso che sia il problema del nostro paese, ma non solo, cioè il voler ridurre una questione a una cosa di un'unica frase. Questo non può risolvere il problema e soprattutto non ci può portare a prendere la decisione giusta, cioè è evidente che no, il governo, chi deve prendere queste decisioni si deve basare su molti fatti, su molti pareri, su molte questioni, non può semplicemente prenderlo sull'onda del voto fra una settimana, non è proprio possibile, perché altrimenti veramente non riusciamo a risolvere questi problemi che riguardano davvero ognuno di noi, non è semplicemente chi poi è in bisogno, di cui comunque ci dobbiamo occupare, ma è veramente il nostro paese e direi il nostro continente, se non il nostro mondo. Scusa, un'ultima cosa aggiungo perché è molto curioso, magari andatevela a cercare la nostra ricerca Demopolis. La questione di il famoso oltre il 70% favorevole a questa tassazione, in realtà noi l'abbiamo fatta anche diciamo, analizzando i partiti politici. Non vado sui partiti politici anche se lo potete immaginare, ma la cosa molto interessante è che la stragrande maggioranza dei non votanti è a favore di questa cosa. Lo dico a proposito delle considerazioni che vengono fatte sempre rispetto al voto, no? A volersi portare a casa magari all'elezione del giorno dopo dei votanti. Ecco, il 70%, adesso la cifra esatta non la ricordo, di chi non va a votare oggi sarebbe a favore di questa tassazione, quindi anche questo no, potrebbe aiutare se volete a prendere una decisione basata magari su degli interessi molto vicini che però sappiamo purtroppo informano una serie di decisioni importanti che vengono prese nel nostro paese. Grazie. Riccardo. Molto rapidamente, cioè,
come dicono in America, il salario minimo dovrebbe essere un no-brainer, una cosa che... Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, ragazzi, stiamo parlando di una roba 9 euro all'ora. Lordo. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, stare qui a pensare ancora al dibattito sul... È una cosa scandalosa. Cioè, scusami, non è per gli extracomunitari il reddito minimo. No, Cioè, ci sono contratti nazionali di lavoro in Italia a 6 euro all'ora per i vigilantes, cioè bianchi italiani. Cioè, nel senso, voglio dire, quel dato che tu hai citato all'inizio, giustissimo, che Pasquale Tridico, quanto presidente dell'INPS, disse qualche anno fa in un'udienza in Parlamento, ovvero che un quarto dei lavoratori dipendenti guadagnava meno di 780 euro, una roba che mi ha lasciato esterrefatto, ancora fatico a crederci, però l'ha detto lui nella sua, come dire, capacità istituzionale. Allora di questo stiamo parlando, cioè non dovrebbe esserci nessun dibattito sul salario minimo, cioè pagare una persona meno di 9 euro all'ora lordi, ma di cosa stiamo parlando? Quindi, come dire, sono ovviamente totalmente favorevole, anche se come il reddito di cittadinanza non sarà la panacea di tutti i mali il salario minimo, sarà un inizio. E ultima cosa, per riallacciarmi a quanto diceva Emilia adesso, è un mistero fino a un certo punto perché non si possa parlare di patrimonio in Italia, perché i politici scelgono di non farlo, perché hanno paura di rimanere, come dire, avvelenati dal termine radioattivo, no? Perché viviamo in un mondo, ve ne sarete resi conto, in cui Meloni ha definito pizzo di Stato le tasse. Allora, perché non si vuole parlare di tasse? Perché si strizza l'occhio, come è stato fatto ovviamente molto di più dalla destra di quanto non lo facesse la sinistra, fortunatamente, anche se appunto, come dire, la sinistra anche su questo si è molto persa per strada, perché una cosa di cui si vantava Renzi quando alle ultime le europee era che sotto il suo governo non aveva mai alzato le tasse. Allora vi do un'altra terribile notizia, l'ultima. Allora, questa cosa di vantarsi di non alzare le tasse, detta così, è una stupidaggine colossale. Il gioco non è alzare o non alzare le tasse, il gioco è tutto un altro, è capire dove prendere e a chi dare, perché se tu non prendi da una parte non puoi dare da nessun'altra parte. Cioè, questa cosa purtroppo in questo marchiano malinteso c'è cascato anche Mario Draghi, che pure è una persona piuttosto sveglia, come sappiamo, quando segretario del PD Enrico Letta fece questa modesta proposta, memorabile, considerato come dire, vabbè, insomma, disse: alziamo le imposte di successione per fare una dote per i giovani. Non c'era neanche bisogno di dire per fare la dote per i giovani, bastava dire alziamo le imposte di successione, perché siamo, come tu ricordavi, un paradiso fiscale, cioè abbiamo le imposte di successione al 4%, quando l'Inghilterra c'è ancora il valore che aveva definito Thatcher al 40%, per intenderci, di come stiamo. Bene, in quell'occasione, quando Letta ebbe questo empito di coraggio per dire alziamo l'imposta di successione, Mario Draghi, Presidente del Consiglio era Covid, disse no, questo è il momento di dare, non di prendere. Bene, questa, e mi taccio, è una cosa, è una crepa all'intelligenza leggendaria dell'uomo veramente significativa, perché, di nuovo, il gioco è capire dove prendere e capire a chi dare. Cioè, non c'è un altro gioco, comunque. Non aggiungo veramente nient'altro, perché vorrei dare lo spazio alle domande che tradizionalmente il pubblico rivolge, quindi chiunque abbia voglia di fare una domanda si segnali. No, c'è in questa discussione un po' un convitato di pietra, che ho la sensazione sia lo stesso convitato di pietra della discussione ieri sera su guerra e pace, su cui poi alla fine le tematiche erano analoghe. La sensazione però, quella che rimane anche per il pubblico, per noi cittadini e cittadine, è quella di dire sì, quindi nel momento in cui non sono chiari i colpevoli, non è anche chiaro bene le responsabilità e non è ben chiaro cosa fare.
E allora forse io credo che ci siano dei non detti che vadano esplicitati, cioè uno dei motivi per cui non c'è un grosso dibattito pubblico su questi temi è anche legato al fatto che, diciamo, e parla un giornalista, certe tematiche i giornali non le cavalcano con favore, perché molto spesso quei giornali sono dei giornali finanziati da quello 0,1% della popolazione che ha tutti gli interessi del caso. Allora forse sarebbe interessante, quindi ve lo chiedo, ci sono delle responsabilità chiare, no? Anche se non vogliamo parlare con quegli slogan del Novecento, dei poteri forti, del capitalismo, però forse qualche slogan va trovato, cioè anche perché se non abbiamo gli slogan è difficile costruire le politiche. Senz'altro, ho iniziato questa conversazione dicendo che il mio libro nasce dal fatto che quella classifica dell'Ocse non era stata tematizzata prima dai giornali e poi dalla politica. Quindi in verità i colpevoli ci sono molti, ma ci sono. I giornali, come dire, possono fare senz'altro di più. Alla fine però, diciamo così, chi deve fare le leggi per far sì che questa patrimoniale si faccia, o almeno diventi un argomento di conversazione nel dibattito pubblico, deve essere la politica. E allora la politica, anche la sinistra, perché ovviamente, come dire, appunto come dicevo all'inizio, non c'è alcun fraintendimento di dove stia io politicamente, però un libro che, cioè, mentre la destra fa il suo mestiere facendo quello che fa, la delusione viene perché la sinistra non ha fatto il suo mestiere in questi anni, perché appunto se Renzi diceva e si vantava ancora negli ultimi mesi che il grande vanto del suo governo era non aver alzato le tasse, questo è, diciamo, è il testamento dello stato comatoso della sinistra in Italia. Però forse adesso le cose, non so, vedo che Landini ha un nuovo attivismo per dire e Schlein senz'altro non è Renzi. Cioè, quindi i giornali hanno senz'altro la loro parte, però alla fine poi le leggi le dovrebbe fare la politica, non c'è un altro modo. Quello che io invito a fare da cittadino a cittadina è che bisogna votare meglio, cioè la prossima volta bisogna votare quelli che non hanno fatto, almeno, come dire, Beckett diceva provare ancora, provare meglio, sbagliare meglio, ecco, cioè cerchiamo di votare persone diverse da quelle che ci hanno consegnato questo straordinario risultato del meno 3% in 30 anni. Emilia? Allora, concordo con tutto, aggiungo due cose. Allora, la prima che sicuramente i governi sono quelli che nella pratica le legislazioni, in realtà anche europee, possibilmente internazionali e mondiali, quindi tutta la serie di proposte di cui vi ho parlato è un tema di cui sicuramente si parla, ma diciamo ci vorrebbe decisamente una spinta e quindi da una parte noi come organizzazione della società civile, Oxfam ha per esempio organizzato qualche settimana fa un incontro con chi voleva partecipare, ma era un incontro con l'economista Stiglitz, premio Nobel, che parla assolutamente di questi temi, è citato nei libri, è citato nei nostri rapporti, eccetera, e proprio per parlare alla politica di queste tematiche legate alle disuguaglianze erano presenti i leader di 3 dei partiti dell'opposizione in questo momento, quindi Schlein, Conte e Fratoianni, e in realtà l'incontro è stato davvero molto interessante e utile. Naturalmente non ne ha parlato nessuno e quindi arrivo alla questione in realtà anche dell'informazione, quindi è evidente che sono i governi, è evidente che i cittadini devono votare perché sicuramente è uno strumento che abbiamo a disposizione, sicuramente possono e devono mobilitarsi in tutti i modi possibili, ma anche l'informazione, onestamente io sono perfettamente d'accordo. Sappiamo che le cose accadono anche perché l'informazione, ne abbiamo dimostrazioni incredibili anche a livello internazionale, perché l'informazione è nelle mani di alcune persone e quindi questo naturalmente spesso fa la differenza. Non parlare di alcune tematiche semplicemente le cancella un po' dal dibattito pubblico, non esattamente, perché appunto esistono iniziative come questa molto interessanti, esistono movimenti della cittadinanza, esistono organizzazioni della società civile, quindi per fortuna riusciamo a muoverci, anche noi come Oxfam qualcosa tentiamo di fare, però oggettivamente abbiamo non solo un ostacolo di una politica che non aiuta, ma anche di un'informazione che non
sempre riesce effettivamente a dare, se volete, anche un quadro più ampio di queste tematiche. Come vedete, noi abbiamo avuto difficoltà a portare delle tematiche contro, al di là delle nostre opinioni. Ce ne sono alcune, diciamo, noi abbiamo una lista delle classiche opposizioni che fanno a questa proposta, ma nessuna è veramente valida dal nostro punto di vista, ma comunque le persone dovrebbero essere informate, no? Anche per crearsi un'opinione. Ecco, quindi parlarne è comunque veramente importante in ogni caso. Quindi Posso dire grazie. una cosa di un secondo alla signora? Sì. Mi è venuto in mente dopo. Il 1° maggio, la copertina del venerdì, era un'intervista che io ho fatto a Thomas Piketty. Il 1° maggio successivo, il precedente, era quel pezzo su Chris Smalls che dicevo. Vi consiglio caldamente di leggere il venerdì di Repubblica, troverete molte sorprese. Bene, con un tempismo eccezionale perché stiamo arrivando proprio agli ultimi secondi, chiudiamo questo incontro, questa tavola rotonda. A me è venuto in mente una ricerca del Censis dell'anno scorso, titolava Sonnambuli senza visione e definiva così questo paese, cioè l'incapacità di affrontare il futuro con una visione del futuro. Io credo che noi abbiamo, personalmente la penso così, 3 problemi enormi davanti agli occhi. La denatalità, cioè noi saremo, secondo l'Istat, 4,5 milioni in meno di cittadini nel 2050 e 8 milioni in meno di lavoratori attivi, che vorrà dire più sanità, più pensioni e meno tasse perché la gente non lavora. Abbiamo un tema tragico di giovani, 500.000 di giovani se ne vanno da questo paese, vanno dalle regioni più ricche, sono quelli laureati e non tornano indietro. Quindi un problema enorme da questo punto. Abbiamo un tema di disuguaglianza che abbiamo appena ascoltato e che come affrontiamo tutto questo? A me sembra veramente che questa visione, sonnambuli senza visione, sia quella più adeguata e spero proprio che da contesti come questi, dove si discute liberamente, senza appartenenza, ma affrontando gli argomenti per quello che sono, cercando di approfondirli e di farsi una coscienza, perché questo Paese ha bisogno di spirito critico e del senso di essere una comunità e la comunità è qualcosa più grande della somma degli individui che la abitano. Grazie della vostra presenza.